Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha introdotto questa mattina l'approfondimento dedicato alla stampa a Palazzo Balbi sul lavoro di promozione e di tutela in corso per i fossili di Bolca e per la cava della Peschiara e ha affermato: siamo convinti che questo sito meriti di ottenere il riconoscimento UNESCO perché è un luogo unico al mondo, con ben 290 specie catalogate, un vero primato. Il dossier di candidatura è in fase avanzata ed è nella tentative list. Quelli dei riconoscimenti UNESCO sono percorsi dai tempi lunghi, ma noi confidiamo nella forza e nella qualità di questa candidatura. Presenti l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari, Gianberto Bocchese, il presidente dell'Associazione Temporanea di Scopo Valdapone, Faune, Flore e Rocce del Cenozoico, che promuove la candidatura UNESCO, e Roberto Zorzin, geologo e responsabile scavi da 30 anni. Presenti anche Fabrizio Magani, soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio ad interim di Verona, e l'architetto Massimiliano Valdinoci dell'Accademia delle Belle Arti Verona. Un omaggio inatteso quanto inaspettato, ha commentato Zaia alla notizia di un fossile di una ventina di centimetri di lunghezza di una nuova specie di pesce che gli scienziati hanno proposto di chiamare Zaiaictis postalensis come omaggio al presidente Zaia e alla Regione Veneto a titolo di riconoscimento per l'importante sostegno alla tutela e alla valorizzazione del sito paleontologico e per l'appoggio al progetto di candidatura sito UNESCO della Val d'Alpone. Il presidente Zaia ha ringraziato gli scienziati per l'intitolazione di questa scoperta, un pesciolino di 50 milioni di anni che testimonia una volta di più il valore della Val d'Alpone e dei due siti paleontologici di Morte Postale e di Bolca con la sua Peschiara. La scoperta della nuova specie fossile permessa dalla campagna di scavi nella zona di Monte Postale in Val d'Alpone ha permesso inoltre di riclassificare altri due fossili che erano stati rinvenuti nella Peschiara di Bolca ed erroneamente classificati come appartenenti alla specie Psetopsis subarquatus, e ora anche i due fossili hanno un nuovo nome, la specie Zaiactis vatersi, ed entrambi appartengono al genere Zaiactis. Al Buffet potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Buffet ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Buffet, al parco commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia.